Renzo Schiavolin, titolare dell'Armeria Bo in pieno centro storico a Padova. Nell'ultimo periodo si è assistito ad un aumento dei casi di persone che decidono di autodifendersi, sia per difendere la propria dimora e sia per difendere il proprio esercizio commerciale. Ecco, lei nella sua armeria ha riscontrato questo aumento dei casi, quindi un aumento anche delle richieste di armi? Sì, c'è una richiesta di armi che vengono a informarsi e noi gli indichiamo il da farsi. Quindi più una richiesta di informazioni che un vero e proprio acquisto. Perché? Per il momento è solo una richiesta di informazioni perché uno valuta se è il caso di andare avanti, fare tutto l'iter o se fermarsi alla richiesta. L'iter è molto complesso. Come si svolge questa richiesta? L'iter è complesso perché come prima cosa uno deve andare al tiro a segno nazionale e iscriversi per fare un corso di abilitazione al maneggio delle armi, con accompagnato un certificato medico anamnestico che lo rilascia il medico curante, con un secondo certificato medico che rilascia il medico dell'ULSS, tipo patente di guida, per l'idoneità del maneggio dell'arma. Il tutto va portato in questura con munito di una domanda, marche da bollo e via di seguito, dopo gli accertamenti che la questura farà, se uno ha precedenti, se uno rilasciano un porto d'armi per uso sportivo, che in quel caso uno può acquistare le armi e può anche difendersi con queste stesse armi. Ecco. Quindi anche per uso domestico in seguito. In seguito, se uno ce l'ha in casa e viene aggredito, può anche usarla per uso, per difesa personale, insomma. Quali sono le armi più richieste? Le armi più richieste generalmente si tratta di pistole o rivoltelle, qualche volta anche di fucili a pompa, che sono tipo quelli che usano la polizia americana, che si possono usare anche con pallettoni di gomma, senza che siano nocivi al 100%, insomma, ammaccano ma non ammazzano, insomma.